Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman napoletano. Come state oggi? Spero tutto bene. Allora, oggi in questo video andremo a parlare di calciomercato, di alcune news che ci sono su Napoli, su Real Madrid, su Joao Gomez riguardante il calciomercato. Comunque oggi ho fatto anche la sigla finale che tengo qua sulla mano, un pezzo di carta, vabbè, la sigla finale, quindi al fine video ci sarà anche una sigla finale che garantirà al 100% la fine del video. Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere. Allora, partiamo subito con Real Madrid che vuole Mourinho, l'allenatore che se non sbaglio ha già allenato il Real Madrid, ma non vorrei dirvi una scemità, e attualmente allena il Benfica e il stesso Benfica non vuole lasciarlo andare via, anche se il Real Madrid sta premendo sull'allenatore. Bisogna, cioè, ora è tutto nelle mani dell'allenatore, se vuole ritornare a Madrid oppure no. Poi passando a Joao Gomez, giocatore che è stato anche nel mirino del Napoli per 4-5 mesi fino a marzo, adesso è molto vicino ad andare all'Atletico Madrid in Spagna. E l'Atletico Madrid sta premendo molta, sta facendo molta pressione sul Wolverhampton per farlo, per averlo in squadra. E Joao Gomez è molto interessato al progetto che l'Atletico Madrid gli garantirà per la prossima stagione, però ovviamente lo sapete, bisogna fare il contratto, quanto tempo, lo stipendio, se il giocatore vuole quello stipendio, stanno tanti cose da pensare. Però probabilmente al 70-80% il giocatore andrà all'Atletico Madrid. Poi Darwin Núñez potrebbe ritornare in Europa. Su di lui ci sono vari club spagnoli, italiani, tra cui vi faccio qualche nome italiano: il Napoli e la Juventus, che l'hanno già trattato in estate. Il Napoli doveva decidere se prendere Darwin Núñez oppure Lucca. Alla fine si è scelta sbagliatissimo a mio parere, ma a parere di quasi tutti i napoletani. Diciamo che il Napoli ha deciso di puntare un nome giovane. Vabbè, Napoli e Juventus, che hanno avviato solo i primi contatti, non hanno avviato una trattativa avanzata, non sono in trattativa avanzata. Poi Ricky Massara, attuale DS della Roma, lascerà la Roma a giugno al 100% e probabilmente il Marsiglia premerà molto sull'acquisto del DS. Il DS. Poi rimanendo sempre in ambiente Roma, la Roma sta pensando, come avete visto, se non ve l'ho pure portato nel vecchio contenuto sul calciomercato, a Manna come ADS. Però il Napoli non lo vuole cedere. Se lo deve cedere, la cifra deve essere superiore ai 10 milioni. Se arriva minimo a quella cifra, il Napoli dice no, sì, non te lo voglio dare, non lo voglio dare su DS e su Anne, non lo voglio dare se non mi dai minimo 10 milioni. Vabbè, poi Milan può prendere con del Sassuolo
pagando la clausola di 35 milioni di euro. Poi, rimanendo sempre in ambiente squadre italiane, più precisamente Napoli e Juventus, il Napoli è su Andrea Cambiasso, esterno della Juventus, attuale esterno della Juventus. Si stanno avviando i primi contatti. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Ciao, aggiù.